Rieccoci, primo Sitter Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, avete già visto, abbiamo collegato la dottoressa Bustreo che ovviamente è vicepresidente della Fondazione Botnar, e Flavia Bustreo, e quindi stava lì per essere nominata presidente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo ci fa molto piacere. Ritorno a lei, però prima vado in redazione da Elisabetta, se ha novità dal web. Elisabetta. Vorrei farti vedere questo video della Cina, di una provincia cinese del Jiangsu, dove i bambini sono ritornati a scuola dopo il coronavirus. E come vedi indossano dei cappelli fatti in casa, insomma, della lunghezza di un metro, per imparare le distanze, come insomma stare distanziati appunto gli hanno messo proprio le due ali come due ali di aeroplano, insomma, mi sembra. Sì, esatto. Carino, Elisabetta, questa cosa qui. Guarda, mi hai anticipato la domanda, Elisabetta, che voglio proprio fare alla dottoressa Bustreo. Ti farei vedere un attimo anche un altro filmato, questo qua insomma un po' più triste, diciamo, che mostra invece come i bambini sempre a scuola insomma affrontano il pranzo, la mensa. Guarda, un attimo, questo è tutto un telegiornale del cinese, e adesso fanno vedere, dopo la lezione di musica, fanno vedere, ecco, questa è la mensa, i bambini che prendono il loro pasto e poi sono separati, come vedi, da questi divisori, e ognuno mangia per i fatti suoi. Bisogna cambiare tutte le scuole, direi tutto. Vabbè, abbiamo visto anche questo, è brava Elisabetta che riesce a trovare queste immagini, però mi dà fastidio copiare tutto dalla Cina, penso che noi italiani siamo i più bravi della Cina. Detto questo, dottoressa, però una domanda la voglio fare: che effetti avrà la quarantena su donne e bambini? Su donne e bambini che effetti avranno, insomma, questi giorni di quarantena nei confronti di loro? Allora, bisogna sottolineare che questo lockdown, questo isolamento così marcato è un inedito assoluto, soprattutto la diffusione in tantissimi paesi al mondo. I dati pubblicati sul giornale Lancet, che è il giornale prominente scientifico al mondo britannico, hanno già evidenziato che nella città di Wuhan, nella provincia più colpita dal coronavirus, i bambini che sono stati sottoposti come gli adulti all'isolamento e al lockdown, circa il 30% dei bambini intervistati aveva dei sintomi compatibili con quello che chiamiamo la sindrome post-traumatic stress disorder, cioè una sindrome da stress traumatico. E ovviamente a questo si associa anche l'aspetto di cyber violence, cioè di violenza su internet e attraverso i mezzi sociali. Quindi c'è una grossa preoccupazione per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo e affettivo dei bambini, che saranno sicuramente non soltanto nella situazione cinese, che abbiamo visto sta uscendo dall'isolamento, ma anche chiaramente nella situazione dell'Italia e di altri paesi d'Europa. E quindi cosa bisognerebbe fare? La cosa importante da sottolineare è che è molto importante che i bambini abbiano la possibilità di relazionarsi a degli adulti, di poter parlare, di avere anche delle possibilità di gioco all'interno della famiglia, all'interno della situazione di isolamento. E due, ci devono essere anche dei meccanismi come ad esempio le hotline, il telefono rosa, per poter discutere e presentare e chiedere aiuto anche per situazioni di violenza domestica, perché questo è un altro aspetto che colpisce soprattutto le donne, ma lo chiamiamo la pandemia nella pandemia, perché purtroppo nei momenti di crisi drammatica gli episodi di violenza domestica non diminuiscono, ovviamente non vengono riportati, però continuano a succedere, e questo è un fenomeno molto grave. Certo. Senta, dottoressa, ovviamente abbiamo messaggi che vorrebbero fare domande. C'è una telefonata, mi ha detto la regia, che vuole fare una domanda a un nostro telespettatore. La passiamo, non ne posso passare, chiedo scusa molto ai nostri telespettatori, perché dobbiamo anche fare la seconda tematica della serata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sono Bruxelles, Ugo, chiamo da Monselice, parlo. Da Monselice, prego, la domanda rapida, grazie Ugo, signor Ugo. Quanto costa fare un tampone? 30 euro. 30 euro, vi voglio perché siamo due anziani, siamo soli, ma vedrò i nipoti se si apre. La domanda è questa? Sì,
dove 30 mi euro. rivolgo e quanto costa un tampone? 30 euro, non so se glielo faranno, però 30 euro costa, questo era il costo, pensavo fosse una domanda inerente ovviamente alla dottoressa. Grazie alla telefonata, però costano 30 euro, se non le aumentano come le mascherine, perché le mascherine prima di che succedesse questa pandemia costavano, pensate, 18 centesimi nei supermercati o 28, non ricordo, adesso 50 è già un prezzo vantaggioso, pensate quanto ne ricavano ovviamente o giustamente chi le commercia, va bene, e anche lì sarebbe da fare una trasmissione proprio inerente alle mascherine. Ritorno dalla dottoressa per dire, sta iniziando, dottoressa, la fase 2, la fase 3, come meglio vuol definirla. Ecco, mi fa un po' quali sono secondo lei i possibili scenari di questa, perché si dice c'è un possibile ritorno, in Germania c'è qualche ritorno, qualcun altro dice guardate che in Germania non è vero perché a Berlino non è successo, ma a Hannover sono successi dei casi. Ecco, che scenari vedremo secondo lei in questo prossimo imminente futuro, nella fase 2, nella fase 3, nella fase 4, la chiami come vuole? Allora, bisognerà fare assolutamente attenzione ad avere la cosiddetta epidemia di ritorno. Cioè nella fase di contenimento della malattia bisogna avere una riproducibilità dei casi inferiore ad 1, il cosiddetto indice che sicuramente i telespettatori seguono, cioè avere che la persona contagiata contagia meno di una persona, perché in questo modo progressivamente la malattia si estingue. Se noi invece torniamo in una situazione in cui ogni persona contagiata ne contagia più di uno, abbiamo di nuovo una curva di crescita esponenziale. Le cose da considerare sono: uno, questo virus, come altri virus, coronavirus, sicuramente avrà una stagionalità. La precedente epidemia da coronavirus, la SARS, che avevamo visto quasi 10 anni fa, ha avuto una stagionalità ed si è praticamente risolta durante l'estate. In questa situazione è molto difficile prevedere, perché non abbiamo mai avuto una situazione in cui il coronavirus è presente in tutti i paesi del mondo nella stessa stagione. Quindi questo è molto difficile da prevedere, per cui io credo che sarà molto importante nella fase 2 fare assolutamente attenzione a non avere l'epidemia di ritorno, usare i metodi di distanziamento sociale. Io sono convinta che il vaccino, come ne abbiamo discusso, sarà a disposizione probabilmente all'interno di un anno, e quando avremo questa situazione di disponibilità di vaccino, questo chiaramente ci darà delle armi molto notevoli per la popolazione. Ecco, Poi chiaramente bisogna proteggere soprattutto le persone più a rischio. E questo purtroppo l'epidemia in tutti i paesi del mondo ha dimostrato che la mortalità più elevata è sulle persone sopra i 70 e soprattutto sopra gli 80 anni. Ecco, quindi bisognerà avere delle strategie mirate, per esempio alle case di cura, alle case dove gli anziani sono ospitati, per essere sicuri che in queste situazioni non continui la diffusione. Io le voglio credere, dottoressa, mi permetta una battuta nei suoi confronti, visto che è molto simpatica e credo l'accetterà. Se arriverà personalmente, parlo a nome personale, il vaccino entro un anno, io vengo in Svizzera e le offro nel miglior ristorante la cena che vuole lei, va bene? La pago molto volentieri. E sceglierò la più costosa. Sicuramente sì. Non so se avete delle domande da fare. La ringrazio per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Certo, volevate fare una domanda prima ai nostri ospiti? Possiamo concedarla. Dottoressa, lei è stata molto gentile, davvero, e speriamo che avvenga ciò che lei ha detto in questa serata e ci ha fatto molto onore. Grazie e complimenti ancora di essere una rotariana. Riprenderemo Borile in Svizzera, il ristorante più costoso in Svizzera costa 1.000-1.500 euro a persona. Sì, però dottoressa, se lei trova il vaccino entro un anno o trovano il vaccino entro un anno, visto che lei è stata quella che ha testato quello dell'Ebola, io non so quanti sponsor che trovano che mi pagano la cena a me e anche a lei. Vengo lì con molti sponsor, mangeremo tutto per un mese consecutivamente. Ovviamente sto scherzando, grazie dottoressa, grazie. Buonasera, grazie a voi. Grazie, andiamo in pubblicità e recuperiamo tutte quelle che ho perso poc'anzi, tra poco.